ricominciata la stagione per le tose rossoblù di Vittorio Veneto. Oggi e durante questi 3 giorni al campo di Costa, condiviso con la società Costa, le ragazze si sono trovate per dare il via alla nuova stagione. Allora, benvenuto innanzitutto ai nostri microfoni, mister De Biasi. Sei alla prima esperienza in una prima squadra femminile. Come è iniziato per te questa esperienza proprio e questo ritiro qui a Vittorio Veneto? Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, diciamo che così forte dell'esperienza dell'anno scorso come primavera ho avuto un primo così conoscere del mondo femminile. È stato veramente positivo. Quest'anno è stata offerta la possibilità di allenare la prima squadra e dopo aver riflettuto, ripeto, come ho già detto, sono accettato di buon grado. Le ragazze le vedo veramente partecipi e motivate anche perché poi veniamo da una retrocessione che è stata più o meno giusta o ingiusta e quindi le vedo veramente pronte per un riscatto prossimo, insomma. In questi giorni hai fatto fare alle ragazze molti esercizi tra parti atletiche, prevenzione infortuni, potenza e resistenza. Come hanno risposto a tutto questo lavoro? Sì, no, voglio fare una premessa. L'anno scorso, durante una delle partite finali con il Tavagnacco, ci siamo confrontati con il mister del Tavagnacco che anche loro avevano parecchie infortunate. Quindi è stata, diciamo, una mia idea poi portata avanti dal direttore generale con l'entrata in campo poi proprio a tutti gli effetti del dottor Vascellari. Abbiamo iniziato quindi a lavorare sulla prevenzione. Stanno rispondendo bene perché è tutto funzionale poi al loro benessere e sappiamo tutti che se noi riusciamo poi a portare avanti più possibile, senza infortuni, il parco giocatori, vuol dire solo un bene per la squadra. Tutto il resto sì, stiamo un attimo accelerando tra virgolette, visto che abbiamo solo pochi giorni per la preparazione della gara di Coppa e questi 3 giorni di doppia seduta hanno risposto bene, acciacchi normali che ci stanno a questo punto della stagione e quindi direi che se questo è l'inizio insomma promette bene. Parlavi proprio di Coppa, infatti la prossima settimana inizia questo torneo. In questi pochi giorni, come hai detto, avrai a disposizione e queste ragazze. Hai in mente già qualcosa, anche se proverai sull'amichevole di giovedì in famiglia qui a Costa di Vittorio Veneto? E poi un'altra domanda, che obiettivo ti sei posto per la Coppa? Sì, allora ripeto, 10 giorni sono pochi per preparare un inizio di stagione, visto che la Coppa è così imminente. Faremo un'amichevole infrasettimanale nella quale proveremo qualche soluzione sia difensiva che offensiva. Poi l'obiettivo della Coppa è chiaro che ripeto, non voglio essere né presuntuoso però insomma io vorrei vincerle tutte le partite. È chiaro che il gioco poi dovrebbe fare la differenza, quindi mi aspetto di vedere qualche giocata che abbiamo provato e quindi l'obiettivo è sicuramente quello di portare intanto a casa i 3 punti per iniziare bene una stagione che sarà sicuramente impegnativa.